Ben ritrovati in studio All In Sport. Scusate, noi stavamo già ridendo, chiacchierando, perché questa puntata è davvero speciale. Ci sono i nostri ospiti, anzi li vediamo subito, ma poi vedrete che ci sono delle altre ospiti speciali. Gli ospiti di questa puntata qui in studio con noi, Paola Fantato. Ciao Paola. Ciao. Don Gabriele Vrec, responsabile dell'ufficio turismo sport della Curia di Verona, della diocesi di Verona, ma soprattutto, attenzione, eccole qui le ospiti speciali della giornata. Paola, chi hai portato? Per me sono già persone. Sono 2 medagliette che ho vinto quando facevo attività. Le possiamo far vedere? Pablo, io posso prenderle e fartele vedere? Ci proviamo? Allora, questa è la medaglia di Atene, medaglia d'oro individuale di Atene. Quella, sì, l'ultima. Quella delle elementari, no? Sì, ok. L'abbiamo vista? Ci piace? Io l'adoro, Atene. E poi invece... Questa invece è sempre una medaglia d'oro delle Paralimpiadi di Sydney, che è molto più bella esteticamente, a me piace molto di più, però come valore hanno un valore tutte e due molto alto. E queste sono 2 di quante, Paola? Allora, 5 medaglie d'oro. Aspetta, quante edizioni? 5 edizioni, ho vinto 5 medaglie d'oro, 1 d'argento e 2 di bronzo, insomma non me ne ricordo neanche più tutte. Perché ci sono anche le gare a squadre nelle Paralimpiadi, ecco, insomma, quindi... Allora, grazie di averci portato questa graditissima sorpresa con la tua maglia. Anche io oggi ho cambiato cartellina, sto usando ovviamente il nostro Sport di Più e sto già facendo una pianificazione, Don Gabriele, invece, per andare a fare qualche bel giro sul Sentiero di Maria. Ci dici che cos'è? Il Sentiero di Maria è una bellissima opportunità per la città di Verona e non solo, di mettersi in cammino. In qualche modo il Papa in questi anni ci ha provocato molto sull'esperienza del turismo lento, cioè il metterci in cammino, metterci in strada e in qualche modo coinvolgere tantissime persone. Il Sentiero di Maria nasce a una meta, che è il santuario della Madonna della Corona, però vuole partire simbolicamente dalla città di Verona, dalla piazza San Zeno. Da qui fuori, no? Esattamente. Dalla Basilica parte questo percorso che si snoda su circa 53 chilometri. È un'antica via di pellegrinaggio che abbiamo voluto riscoprire come diocesi e riproporre a tutti. Cioè, il nostro desiderio è far camminare più persone possibili, credenti, non credenti, ma accomunate da questo desiderio di camminare verso una meta. Vengo anch'io, se fa camminare, guardi. Paola, tu di strada ne hai fatta tanta, noi qui parliamo di inclusione, tu sei stata l'unica a partecipare ad una Olimpiade e subito dopo alla Paralimpiade, in un momento in cui probabilmente ancora non si guardava allo sport per persone di disabilità come lo si fa adesso. Qual è stato il cammino, sia dal punto di vista istituzionale che nella percezione, per quella che è stata ed è la tua esperienza? Beh, è stato un cammino lungo. Io vengo da Seul 88, la mia prima Paralimpiade, e ricordo che alla cerimonia di apertura c'erano 2 paesi che non avevano acquistato i diritti per trasmetterla. Una era un paese africano e l'altra era l'Italia, per dire, insomma. E
E siamo arrivati, che abbiamo appena finito con le Paralimpiadi invernali di Tokyo con una visibilità incredibile, sia anche quelle di Pechino adesso, di Tokyo, quelle estive, che insomma hanno avuto una visibilità incredibile. E questo aiuta a creare cultura nella gente. Non è più, io lo vedo anch'io, per dire un esempio, una volta quando arrivavo in un posto così ovviamente si creava il varco, perché sai, adesso no, mi pestano anche i piedi adesso, cioè pur di passarmi davanti, però è significativa questa cosa. Poi sicuramente anche a livello istituzionale abbiamo fatto dei grossi passi avanti, nel senso che una volta eravamo una federazione sport disabili del CONI, adesso siamo il Comitato Italiano Paralimpico, un ente pubblico sovvenzionato anche dallo Stato, e quindi diciamo che ne abbiamo fatta di strada. Poi chiaro che adesso per assurdo c'è la moda di avere l'ospite disabile, far vedere il disabile, che da un certo punto di vista va anche bene, capito? Perché come dicevo un attimo fa, è giusto che la gente si abitui a vedere, perché non è una cosa che tocca solo qualcuno, facciamo le dovute però insomma può succedere, insomma, ecco, sapere che tramite i nostri esempi la tua vita non è finita. Se dovesse succedere, non succederà, ma se dovesse succedere non è finita, ma avrà comunque uno sviluppo soddisfacente anche dopo, che sia nello sport, che sia nel lavoro, che sia nell'arte, in qualsiasi ambito, intendo dire. A te è capitato, Paola, in questo lungo arco come atleta, ma anche come persona rappresentativa, perché tu sei una persona con una carica umana enorme, di avere qualche ragazzo, qualche ragazza che venisse da te a chiedere consiglio, proprio in questo senso, no? Cioè di vedere oltre il problema? Guarda, io lo racconto spesso perché è una cosa che è meglio di una medaglia. Ero a Madrid nel 2005, mi pare, adesso non mi ricordo neanche la data, scusate, erano i mondiali di tiro con l'arco per disabili. A un certo punto eravamo in pausa, tutto il gruppo della nazionale italiana, stavamo chiacchierando e vedo arrivare da là in fondo un signore che corre verso di noi e veniva da me. E questo mi dice che era il papà di un'atleta giovanissima che per la prima volta partecipava a una competizione internazionale, e mi disse che erano anni che sperava di incontrarmi per ringraziarmi perché sua figlia mi ha visto appunto ad Atlanta alle Olimpiadi e si è ispirata, insomma, ha detto perché non posso farcela anch'io, per cui ha cominciato a fare questa attività, insomma. Ecco, io questa la racconto perché per me almeno ha più valore quasi di una medaglia, insomma, perché molto spesso la medaglia è il frutto di un lavoro di anni, no? È vero che non è scontata la vittoria, però ti aspetti la vittoria, perché dici, caspita, ho lavorato talmente tanto, però questa è stata più di una medaglia, e quindi il valore della nostra, come posso dire, partecipazione a questi eventi o essere visti sui social media, sui media, è importante, perché possiamo, ma io conosco una compagna di squadra che c'era con me nelle ultime edizioni, lei ha visto me gareggiare e anche lei ha deciso di fare il tiro con l'arco. Sono ispiratrice. Assolutamente sì, e lo sai, sei anche estremamente modesta, però vi faccio dopo una domanda molto scomoda. Adesso invece andiamo a fare la nostra solita escursione sul territorio con il servizio di Alberto Cristani. Ciao Daniela, oggi siamo a Scalea, provincia di Venezia, all'Accademia Veneta di Danza e Balletto, una realtà storica del territorio dove si fa appunto danza e balletto, ma non solo come attività fisica e di divertimento, ma anche con un obiettivo di inclusione e sociale. Ma adesso andiamo a parlarne con
la titolare è Clara Santoni e vediamo cosa ci racconta. Accademia Veneta di Danza e Balletto è una realtà tra le storiche e le più importanti del territorio. Io l'ho fondata appunto tanti anni fa. Il mio obiettivo era insegnare balletto classico ed era comunque un obiettivo molto ambizioso ed è molto presuntuoso anche come scelta, perché la preparazione per poter insegnare questa materia deve essere veramente alle stelle per poter trasmetterla, per cui lì fu una scelta spinta da una forte passione, la passione dell'insegnamento. Diciamo che poi effettivamente sono cresciuta pari passo alla scuola e fino a pochi anni fa ho continuato ad approfondire gli studi. Ho sviluppato la mia conoscenza, l'ho approfondita in modo tale da poter dare ai miei allievi il massimo che poteva aspettarsi un allievo da una scuola di danza seria. Ovvio che nella sete di sapere ho anch'io modificato le mie conoscenze, trasformandola, e adesso sono arrivata ad un punto in cui tutto il mio sapere l'ho gestito al servizio del sociale. Questa tua esperienza ti ha portato anche a una sensibilità diversa, un'attenzione diversa a quello che è poi anche le esigenze di chi viene qui da te. Il poter dare questa danza così selettiva a tutti è stata una scelta non facile. Si trattava di trovare un sistema per poter entrare a contatto con tutti nel rispetto anche delle strutture fisiche che si avvicinavano e anche un approccio mentale, perché è chiaro che nel momento in cui si allarga la sfera bisogna anche entrare a contatto senza creare dei disturbi. È molto sottile il confine tra l'abilità, la disabilità, la competenza, la non competenza, la voglia di conoscere, per cui essendo così sottile, ecco che diventa interessante anche l'interazione e l'aprire la scuola a tutti, indistintamente. Ho conosciuto l'inclusione, ho conosciuto questa forte parola, l'ho conosciuta al Royal Ballet a Londra. Come a questo punto sviluppate l'attività inclusiva all'interno qui della palestra? Logicamente prima di tutto la struttura, no? Perché la struttura è una struttura idonea ad ospitare anche persone con disabilità, cioè non solo mentale ma anche fisica. E poi abbiamo provato ad entrare in quelli che erano i centri CEOD, CERI, di centri per disabili. Abbiamo visto che veramente c'era un interesse e a quel punto abbiamo aperto la nostra struttura, la struttura della scuola di danza, a tutti coloro che desideravano, non che facevano il corso perché erano all'interno di una struttura. Per cui è diventata quasi una scelta e la cosa più importante è stata vedere l'unione tra coloro che erano capaci con questi che avevano bisogno di entrare a contatto, di crescere con loro. È quello che dicevo all'inizio, no? Questo filo sottile, cos'è che dici? Sì, mi distingue dall'essere abile perché riesco a fare determinate cose, però ci sono dei limiti dettati o da una struttura fisica magari leggermente diversa, però il confine è molto sottile. Hai un obiettivo che ti vorresti porre o un sogno nel cassetto che vorresti realizzare nel medio o breve termine? A me piacerebbe tantissimo riuscire a portare questi ragazzi nei teatri, a portarli nei luoghi dove vive la danza, cioè fargli provare l'emozione, l'esperienza, e vorrei farlo a costi zero. Cerchiamo chi ci possa adottare. Chi possa adottare un ballerino, se c'è qualche volenteroso, non diciamo sponsor, ma magari qualcuno che voglia adottare un ballerino, e che lo segua nel suo percorso. Solo una piccola pausa per noi, torniamo tra pochissimo in studio con Don Gabriele Vrech e con Paola Fantato, vi aspetto qui tra poco.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni. Produrre, consumare, ma neanche il tempo per respirare. Qualcosa si può fare ripartendo dalla terra, con l'agricoltura biologica, biodinamica e con una forte convinzione. Il mondo vive meglio quando gli agricoltori respirano dignità e rispetto. Aziende agricole e mercati super Natura Sì. Un sì per la terra e per l'uomo. Ritrovati in studio, All In Sport. Durante la pubblicità ci siamo studiati un po' di percorsi del Sentiero di Maria, perché io ho visto qui degli scalini, Paola giustamente dice io, e invece c'è una variante, dicevi Don Gabriele. Ci sono 3 possibilità per salire al santuario. Beh, intanto possiamo dire che il percorso si snoda in 3 grossi nuclei. Primo, che parte dalla Basilica di San Zeno, arriva a Bussolengo al Santuario del Perpetuo Soccorso, e da lì c'è una bellissima sosta in cui facciamo l'esperienza di guardare, perché tutto il cammino, tutto il sentiero è giocato sullo sguardo, sulla riscoperta dello sguardo, e dobbiamo riabituarci un po' a usare gli occhi, perché tante volte i nostri occhi abbiamo tante cose tecnologiche, dobbiamo rieducarci a una bellezza, e quindi camminiamo vedendo questa bellezza, quindi il fiume Adige sempre a fianco a noi, ci porta a Bussolengo, in cui c'è un chiostro bellissimo con la vita di San Francesco, e lì il pellegrino è invitato, meditando con le cuffie, perché il sito del Sentiero di Maria offre questa possibilità, a fare tutto un lavoro sullo sguardo. Si riparte da Bussolengo e si arriva attraverso delle piccole pievi, delle piccole chiese, delle piccole soste, fino al paese di Rivoli veronese, e da lì poi si snodano 3 possibilità, con le bici una parte, attraverso il Santuario del Cristo della Strada, e poi da Brentino si sale la via classica, poi un sentiero in qualche modo per più arditi al sentiero 71, che è il Sentiero del CAI, e poi un'altra via che in qualche modo può essere più accessibile, soprattutto anche alle famiglie, ai bambini, quindi un percorso che arrivi un po' alla meta. Anche il logo che abbiamo voluto scegliere è in qualche modo tiene conto, possiamo dire che è inclusivo, perché tiene conto della meta. Guardiamo una stella che nell'immagine biblica è la Gerusalemme celeste, quindi il fatto di camminare verso una meta, però accompagnati dalle montagne da una parte e dal fiume dall'altra, quindi rieducandoci uno sguardo per una bellezza più grande. Paola, niente Sentiero d'Arditi per noi. Ma in quanti giorni si fa? Ci sono più possibilità. Abbiamo coinvolto anche alcune agriturismi del territorio per rendere tutto questo anche interessante, allora perché noi tante volte andiamo giustamente a fare il Cammino di Santiago, che è uno dei grandi cammini europei che conosciamo, però noi abbiamo un piccolo Cammino di Santiago qui, quindi coinvolgendo anche le realtà del territorio. Uno vuole prendersi un weekend, parte il venerdì, arriva la domenica e un po' alla volta si fa le tappe, gustando anche la bellezza del nostro territorio. Alberto Cristani ha detto che viene a fare 2 settimane, però ha detto che ci mette. Benissimo, ci organizziamo. Va benissimo. Vi avevo promesso la domanda scomoda. Questo volevo chiedervi. Parlavamo prima, Paolo, un po' della moda, no? dello sport, del disabile, anche insomma nella comunicazione. Vi sembra che ci possa essere un'eccessiva santificazione del disabile? Cioè il fatto che adesso il politically correct si è quasi rovesciato e bisogna stare attentissimi? Ma sai, io sono convinta di una cosa, che l'attenzione va dove
conviene darla. Per cui se la persona disabile attira audience, attira pubblicità, e quindi questo fa parte del mercato della TV, no? Quindi non lo vedo così negativo, anzi. Poi consideriamo che gli atleti disabili, adesso come adesso, non come quando lo facevo io che lavoravo, sono quasi professionisti, hanno degli sponsor, non possono lavorare e quindi come un atleta normale è giusto anche che abbia la possibilità di costruirsi il futuro dopo l'attività sportiva, insomma, ecco, quindi non la vedo male, ecco. Poi gli eccessi possono sempre disturbare, questo è chiaro, però insomma no, per me la vedo positiva, perché è una cosa in più che dimostra che magari veniamo trattati abbastanza similmente. Don Gabriele, invece c'è il passo successivo di dire ah no, aspetta, non dirgli perché è disabile, cioè il fatto che perché una persona ha una disabilità magari ci si faccia ancora più riguardo e sia sbagliato rilevare che magari non si comporta bene, ecco. Il punto è, riprendo il concetto dello sguardo, ma in questo caso sulla persona. Cioè io credo che la più grande inclusività è guardare uno per l'esperienza che vive, per quello che è. È come un dono. Il fatto che prima ci siamo detti che è stato un cammino, che dalla televisione una ragazza ha potuto vedere e accorgersi, e uno magari non coglie tutto il sacrificio che c'è dietro, però questo diventa dono per altri. Quindi la capacità di crescere in questa dinamica dello sguardo e accorgersi di chi abbiamo davanti. Io penso che l'esperienza di Gesù è stata questa qui, cioè la capacità di accorgersi di chi aveva davanti, e questo ha generato cultura, cioè un mondo nuovo. Infatti l'esperienza del cristianesimo ha questa attenzione alla persona, alla sua dignità, e quindi ha tutte le povertà, le fatiche. Voi pensate anche all'esperienza della pandemia che abbiamo vissuto. Io lavorando in mezzo ai ragazzi mi rendo conto di tante realtà, tra virgolette, di povertà che siamo chiamati a guardare, ma a riconoscere la ricchezza che porta ognuno di noi. Ci prendiamo ancora un piccolo spazio per viaggiare sul territorio veneto. Questo è il secondo servizio di questa puntata, sempre con Alberto Crestani. Ciao Daniela, oggi siamo a Peschiera, uno dei comuni più famosi e conosciuti della parte veronese del lago di Garda, e abbiamo incontrato Virginia Tortella, la rana del Garda, che con le sue attraversate ha veramente in questi anni coniugato sport e solidarietà a 360 gradi. Ci sono ancora però delle cose che Virginia vuole fare nei prossimi mesi, andiamo a scoprirle insieme con questa intervista. Allora Virginia, rana del Garda, ma cosa bolle in pentola? Perché tu ferma non ci stai mai, questo è assodato. Due obiettivi bellissimi, il primo è il progetto Nessuno Escluso, e già con la lingua dei segni ti faccio capire che è proprio il simbolo dell'inclusione. Vorrei che partecipassero tutti a questo mio progetto, che è una staffetta all'interno di un circuito di gare sul lago di Garda che sarà quest'estate, dove parteciperanno tutti. Tutti vuol dire chiunque voglia di scendere in acqua. Ci saranno 200 metri da fare per 4, per una squadra di 4 atleti. Lo faccio perché? Uno, perché mi piace la parola inclusione e non mi piace invece classificare. Perciò la mia staffetta sarà normodotati, junior, master, disabili, non udenti, tutti quelli che hanno voglia di entrare e giocare in acqua con noi. Ecco, perciò questo è il primo progetto. Lo farò naturalmente aiutata dalla piscina Signorelli di Peschiera, dall'area sport, che è veramente in questo momento mi sta affiancando e mi sta dando la possibilità di portare questo progetto avanti sul lago. E finalmente dopo Covid riesco probabilmente a portare nel lago quest'anno, che è la traversata del lago di Garda per il lungo, che dedicherò ad Abeo, Associazione Bambino Emopatico Oncologico. Tutti i fondi che verranno raccolti per questa impresa sportiva saranno devoluti alla struttura di Verona di Abeo.
E sarà la traversata del lago di Garda a Stilerana, da Riva del Garda a Peschiera, perciò dall'immissario, dal Sarca, all'immissario il Mincio, e sarà insomma la traversata che concluderà questi miei 6 anni sportivi. Terminati questi eventi, tu appenderai la cuffia al chiodo. È Sì, difficile sarà però non vederti in bellissimo. acqua. No, sarà magnifico. Allora, io sai che la mia storia è particolare, io non nasco sportiva, lo divento in memoria di mio fratello, e perciò una volta concluso questo percorso di lunghe traversate, di tante traversate, penso di non prendermi più impegni così pesanti, perché preparare una traversata di 60 km non è una passeggiata. Rimarrò nello sport, ma magari, ecco, forse un pochino alla finestra, apprezzando chi lo fa. Se ti fermi un attimo, chiudi gli occhi e una diapositiva, una foto, un flash di questi anni di attraversate, di grandi eventi. Sono 2. La prima è quando ho fatto la traversata dei 30 km, sono partita di notte, mi sono fermata per godere il momento e ho guardato il cielo di stelle, l'acqua calda, bellissima, Verona sullo sfondo con il temporale. Quello è stato il momento più bello della traversata dei 30 km. L'altro momento è un pomeriggio che siamo usciti ad allenarci ed è montato il lago, è arrivato il temporale e c'erano le onde alte e nuotavo dentro, mi sentivo wow, un delfino, non una rana. Sono i 2 momenti proprio che ho nel cuore. La terza diapositiva la vivrai ad ottobre dopo questa traversata. Sì. E mi preme dire una cosa in merito a questa traversata, che è unica nel suo genere perché sono l'unica al mondo a nuotare a rana e a attraversare i laghi a rana. Se non dovessi farcela, perché a volte può capitare, no? A parte che la rifarò l'anno dopo, vero? Non è che smetto, finché non porto a termine il mio lago non smetto, però valuterò decisamente più il percorso fatto da una non sportiva, arrivare anche solo a sognare di fare una traversata del genere. La possibilità di fare questa esperienza è qualcosa che mi gratificherà all'infinito. Il fatto di aver dato speranza anche a donne che non avevano mai fatto sport, di poter essere un supporto o comunque un esempio nel mio piccolo, chiaramente niente di sconvolgente, però anche solo dare a qualcuno la voglia di partecipare, io ho già vinto. Siamo così arrivati in chiusura di questa nostra puntata. Io ringrazio per essere stati con noi Paola Fantato. Grazie a voi. E le tue 2 amiche. Grazie di cuore per averle portate. E Don Gabriele Vrech che ci ha dato uno spunto per iniziare a viaggiare. Intanto ve lo ricordo ancora, lo trovate qui, il Sentiero di Maria, sull'ultimo numero di Sport di Più. E c'è anche un sito internet, sentierodimaria.it, è una guida cartacea che dà questo supporto per camminare, quindi vi aspetto tutti sul sentiero. Ci hai già fatto riflettere perché occhio, vero no? Guardare con attenzione, ascoltare, ed è stato bello raccontare e sentire le vostre storie qui oggi a All In Sport. Grazie ancora, grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo la prossima settimana.